Sto aspettando da 50 anni che si faccia quello che è previsto nel titolo quinto della Costituzione, ecco, e che si faccia da 22 anni quello che è stato previsto a partire dal 2001. Nelle sue parole ci sono amarezza e stanchezza, ma non certo voglia di arrendersi, anzi di rilanciare e contrattaccare. Perché per il professor Mario Bertolissi, uno dei saggi individuati dal ministro Calderoli per comporre il comitato di individuazione dei LEP, le dimissioni dei suoi 4 illustri colleghi, Giuliano Amato, Franco Bassanini, Franco Gallo e Alessandro Paino, sono una contraddizione, bella e buona. Calderoli parla di una polemica montata ad arte e di matrice politica, quasi un ordine di scuderia da parte di Elly Schlein. Bertolissi si limita a ricordare che fu proprio il centro-sinistra nel 2001 ad approvare la modifica del titolo V della Costituzione, introducendo fra l'altro nell'articolo 117 proprio l'individuazione dei LEP. Coloro che adesso criticano quando si sta facendo sono stati al governo per lunghissimo tempo e oltretutto hanno ricoperto delle cariche di altissimo profilo nell'ambito della Repubblica. Sono stati parlamentari, ministri, giudici presidenti della Corte Costituzionale, giudici e presidenti del Consiglio di Stato. La domanda è, ma fino adesso dove stavano? Io resto coerente con le mie idee, continua, al di là delle appartenenze politiche, e pone idealmente un fuoco di fila di domande ai dimissionari. Adesso che si deve di per sé fissare i LEP con riferimento alle 23 materie, si vorrebbe che si facesse tutto, non una parte soltanto ma tutto, perché si dice se non si vede tutto allora non si possono prendere decisioni. Potevate farlo, perché non l'avete fatto? Perché si deve fare tutto quando in realtà stiamo parlando dell'autonomia differenziata che di per sé pone il problema soltanto per una parte? Adesso si dice incostituzionale, scusi. Ma l'incostituzionalità la dichiarerà la Corte Costituzionale? Oppure ci sono alcuni che hanno il potere di stabilire se è conforme a Costituzione oppure no? Se è incostituzionale non entrare nella Commissione. E la chiosa finale è dedicata al grande economista e Presidente della Repubblica Luigi Einaudi, ricordando un suo testo sulla giustizia tributaria. Nelle prime pagine Einaudi se la prende coi dottrinari. Dice che sono dottrinari quelli che, e si riferisce proprio ai professori universitari, oltretutto, che avendo in mente la giustizia in assoluto, trascurano la giustizia grezza, quella cioè concreta, che risolve i problemi della quotidianità del cittadino.